Ad Altavilla Milicia il marito uccide la moglie e 2 figli, lei era originaria di Aragona, il sindaco Pendolino ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, le riflessioni sul fatto del sociologo Francesco Pira. Consiglio comunale straordinario a Licata alla presenza dell'assessore regionale Roberto Di Mauro, del parlamentare licatese Angelo Cambiano e delle associazioni del territorio su quanto accaduto recentemente al deposito Omnia. Denuncia di Mare Amico sull'erosione costiera a San Leone, la pista ciclabile inghiottita dal mare, la carreggiata, un solo senso di circolazione al Viale delle Dune. Diverse le manifestazioni del Carnevale, a Raffadale e a Montevago, ampia la partecipazione. Panoramica degli eventi sportivi di calcio di domenica scorsa, il Pro Favara perde in trasferta con il Castellammare per 1-0, sconfitta della Fortitudo Moncada a Rimini, le dichiarazioni del coach Calvani. Buongiorno e benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con un grave fatto di cronaca. È successo ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Il marito uccide la moglie, Antonella Salamone, originaria di Aragona, e i 2 figli, Kelvin di 16 anni e Emanuele di 5. L'altra figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi. L'uomo, Giovanni Barreca, ha chiamato il 112 per denunciare il fatto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del reparto operativo di Palermo e della compagnia di bagheria, coordinate dai magistrati della procura di Termini Imerese. Dalle indagini dei carabinieri emerge che l'uomo era ossessionato dalla religione. Mia moglie e i miei figli erano posseduti da Satana, avrebbe ripetuto più volte agli inquirenti. I resti carbonizzati del corpo di Antonella Salamone sono stati trovati nel giardino della casa dove la famiglia viveva, sepolti sotto un cumulo di terra. Il delitto sarebbe particolarmente efferato, uno dei figli uccisi sarebbe stato torturato e strangolato con delle catene. La corrispondenza da Palermo. Ha trascorso la prima notte in carcere Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni che ha confessato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone, 40 anni, e i 2 figli di 16 e 5 anni ad Altavilla Milicia. L'uomo deve rispondere di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Il provvedimento di fermo è stato emesso alla procura di Termini Imerese ieri sera al termine di una lunga giornata di interrogatori nella caserma dei carabinieri di Bagheria. Oltre a Barreca sono state fermate dai carabinieri altre 2 persone con l'accusa di avere partecipato all'omicidio della moglie e dei 2 figli dell'uomo. Si tratta di Sabrina Fina e Massimo Caradente, entrambi indicati come fanatici religiosi secondo gli inquirenti. Avrebbero avuto un ruolo determinante nello sterminio della famiglia. Il triplice omicidio sarebbe maturato in un contesto infatti di fanatismo religioso. La notte tra sabato e domenica è stato proprio il muratore a chiamare i carabinieri. Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi, ha detto. Nell'abitazione dell'uomo, ad Altavilla, i militari hanno trovato i cadaveri dei 2 figli, probabilmente strangolati. Uno era legato ad una catena. In un'altra stanza, sotto shock, c'era la figlia superstite in stato confusionale. I resti della terza vittima sono stati trovati bruciati e sepolti a poca distanza dall'abitazione. Secondo i primi rilievi, ma l'autopsia darà risposte più precise, la moglie sarebbe stata assassinata giorni fa, i figli venerdì. Barreca e la superstite dunque sarebbero stati giorni con i cadaveri in casa. Alla coppia, accusata di complicità nei delitti, i carabinieri sono arrivati grazie alle analisi dei cellulari del muratore e ad alcune testimonianze. E sul grave fatto di cronaca abbiamo sentito il primo cittadino di Aragona, Pendolino, che ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime. Ricordiamo appunto che Antonella Salamone era originaria di Aragona. Sentiamo lo stesso sindaco in questa intervista telefonica. Siamo con il sindaco di Aragona per capire quanto è successo ad Altavilla Milicia, considerando che la moglie era anche originaria del vostro paese. Sindaco. La Antonella Salamone era originaria di Aragona, ci sono ancora parenti, devo dire, tra le persone, la comunità è sconvolta per questo gesto efferato da parte di questo individuo. Noi esprimiamo le condoglianze a tutta la famiglia, condanniamo questi gesti
la comunità di Aragona è vicina alla famiglia, e il giorno del funerale dichiareremo il lutto cittadino. Sicuramente è una situazione particolare, insomma. La famiglia originaria di Aragona ha anche ancora, diciamo, le sue radici nel vostro paese, no? Sì, ancora ci sono radici qua nel paese. Io la ragazza non la conoscevo, come non la conoscevano quasi tutti, perché forse magari è nata e cresciuta fuori, ma diciamo che tutta la famiglia, la nonna che ieri abbiamo visto sulle interviste, ancora vive ad Aragona. E come dicevo prima, c'è brave persone, gente che non si è mai fatta nominare, gente che si è sempre comportata bene, quindi dispiace tantissimo, ecco, perché ancora tutt'oggi si continua in questo non solo femminicidio ma fratricidio, perché voglio dire, è impensabile che un padre possa uccidere i propri figli, cioè è veramente aberrante. Io stanotte non ho dormito soltanto al pensiero del gesto così brutale, un gesto veramente che non si può ammettere, non si può neanche pensare, però è successo, ecco. Quindi ci deve fare riflettere tanto anche sul fatto di non possibilmente, dico, può essere dovuto, come dicevano, da un fatto di fanatismo, dico, però bisognerebbe avere il controllo dei propri gesti e delle proprie azioni, ma non tutti, ecco, non tutti ce l'abbiamo, come lo dimostra l'efferato gesto di questa squallida persona, possiamo definirla. Quindi proclamerete lutto cittadino allora? Sì, proclameremo il lutto cittadino il giorno del funerale, sì. E sempre in merito ai fatti delittuosi di Altavilla Milicia abbiamo sentito il professore di sociologia Francesco Pira all'Università di Messina. Quanto succede in realtà supera le serie televisive che raccontano fatti simili. Vediamo il video di Francesco Pira. Quanto è accaduto ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, questo episodio di violenza efferata, il padre che uccide i figli, il padre che toglie la vita a chi l'aveva data e poi uccide anche la moglie che sarebbe stata drogata insieme alla figlia che si è salvata, sullo sfondo addirittura le sette sataniche. La domanda che dobbiamo farci: che cosa sta accadendo alla nostra società? Ma non perché i delitti in famiglia non ci sono stati in passato o non li abbiamo registrati in passato o non ce ne siamo occupati. Dice un mio amico sacerdote che la Bibbia ci racconta quanta cattiveria poteva esserci in famiglia, ma è vero anche che noi oggi stiamo superando ogni limite e che tutto quello che accade nella realtà riesce addirittura a superare le serie crime di Netflix o delle televisioni satellitari. Ed è qualcosa che ci fa sentire incapaci di reagire, ci fa sentire inermi di fronte a una cattiveria così manifesta, una violenza che in famiglia trova delle risposte purtroppo terribili, diaboliche. Siamo davvero preoccupati perché non sappiamo chi abita più vicino a noi, non sappiamo che cosa accade all'interno della famiglia, non sappiamo quali delitti possono essere commessi, quali violenze anche psicologiche vengono compiute indipendentemente da quelle fisiche, che poi diventano omicidi, femminicidi e portano l'assassino a compiere dei gesti che possono essere premeditati o che possono essere legati ad un momento di rabbia.
Ci sentiamo incapaci, la società deve trovare delle risposte a tutta questa cattiveria. Dobbiamo trovare una strada per combattere tutto quello che ci sta accadendo e non ce ne rendiamo conto e non capiamo nemmeno il perché di tanta cattiveria che si ripete giorno dopo giorno. Un consiglio comunale straordinario si è svolto a Licata in merito all'incendio successo qualche settimana fa presso il deposito della Omnia, già posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e il servizio. Un consiglio comunale straordinario si è svolto a Licata nella sala capitolare del Carmine, nuova sede dell'Assise, in quanto al municipio si stanno effettuando lavori di restauro. Sono intervenuti tra gli altri l'assessore regionale all'energia agrigentino Roberto Di Mauro, il parlamentare regionale di 5 Stelle di Licata Angelo Cambiano e il presidente del comitato di quartiere Piano Bugiades Lorenzo Graci. Ha moderato i lavori il presidente del consiglio di Licata Anna Triglia. L'assessore Di Mauro ha precisato che i fondi a disposizione del comune di Licata saranno liberati e messi a disposizione non appena la magistratura avrà terminato le proprie indagini. Andiamo alla magistratura. Abbiamo già attivato le procedure di esclusione della polizza, abbiamo attivato le procedure per la decadenza dell'autorizzazione. Dopo che la procura avrà terminato le proprie indagini, certamente noi procederemo ad assegnare delle risorse al Comune di Licata per la relativa caratterizzazione del rifiuto e poi ovviamente consentire al Comune di Licata di fare un progetto per rimuovere tutti questi rifiuti che ci sono allocati all'ingresso del paese. Assessore, c'è la possibilità, è questo che chiede la gente, questa è la preoccupazione in questo momento della città, perlomeno di coprire questi rifiuti? La Regione può intervenire in questo senso? Ma la Regione può intervenire quando l'intervento sarà possibile, cioè allora quando la magistratura avrà autorizzato. Ho detto al sindaco di cogliere l'invito che ho fatto io e che ha fatto anche l'onorevole Cambiano, di recarsi in procura e chiedere se è possibile anticipare i tempi rispetto alla definizione dell'iter di accertamento giudiziario. Lorenzo Graci è il presidente del comitato di Piano Bugiades che raccoglie quanti abitano a poche decine di metri dal luogo dell'incendio. Ha appena ultimato l'intervento, ha detto una cosa grave. Lei dice ancora in questo momento lì non si respira, è così? Sì. Rilevo quindi che ancora tutt'oggi nella zona basta, è sufficiente quindi sostare anche 5 minuti, ma c'è un'area, quindi risulta esserci un'area pungente, un'area quindi che impedisce alla gente di vivere, Noi abbiamo inoltrato anche una nota al Comune di Licata in cui abbiamo fatto delle richieste ben precise, cioè delle richieste preliminari e immediate, e al fine di cercare quantomeno non di risolvere il problema, ma quantomeno di arginare quello che può essere l'ulteriore aggravamento della situazione. Ha chiesto anche la rimozione di fatto dei rifiuti che sono ancora lì. Nella nota che ci abbiamo protocollato abbiamo richiesto diverse richieste, il trasferimento dell'amianto, il trasferimento di tutti i residui rimasti. Abbiamo chiesto anche una vigilanza, stante la pericolosità del sito, una vigilanza quantomeno notturna per evitare il ripetersi di ciò che già si è verificato. Abbiamo anche chiesto all'amministrazione anche una serie di altre attività, alcune attività a breve termine, altri interventi anche a lungo termine. Abbiamo anche avanzato anche delle proposte tampone nell'ipotesi che dovesse esserci anche delle difficoltà di carattere economico, quale il trasferimento immediato di tutti i residui presso anche terreni confiscati alla mafia e che si trovano a distanza di circa 5-7 km dal centro abitato. Necessità di mettere in sicurezza quell'area perché la preoccupazione tra i cittadini è ancora elevata, considerato che attendiamo le analisi al suolo rispetto alla ricaduta dei materiali inquinanti. Necessita immediatamente mettere in sicurezza l'area ed era stato già suggerito dall'ARPA di coprire anche temporaneamente l'ammasso dei rifiuti combusti per evitare il contatto con agenti atmosferici, vento, acqua che potrebbero incrementare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente.
In quarta commissione ambiente c'è stata un'audizione settimana scorsa in cui si è parlato di tanti aspetti che devono essere approfonditi. Come ho detto precedentemente, c'è stato un momento che era quello dell'emergenza, adesso questo è il momento della messa in sicurezza e contemporaneamente della tutela della salute dei cittadini e del sistema economico e produttivo della città. È chiaro che arriverà anche il momento di fare luce e chiarezza rispetto a tanti aspetti che hanno interessato lo svilupparsi di questo luogo e la politica deve interrogarsi come aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi e speciali non possono essere posizionate a ridosso del centro urbano a 100 metri dal centro abitato cittadino. Continua l'erosione della spiaggia alle dune di Agrigento, come si vede da questo filmato di Mare Amico, il servizio. Continua l'erosione della spiaggia alle dune di Agrigento, come si vede dal filmato di Mare Amico, che da giorni propone agli enti interessati di intervenire immediatamente per evitare che il mare si mangi la pista ciclabile di San Leone. L'associazione ambientalista, guidata da Claudio Lombardo, denuncia l'immobilismo e lo scarso decisionismo. Hanno avuto la meglio e nonostante inutili conferenze di servizi e roboanti dichiarazioni, la pista ciclabile, afferma a Mare Amico, è caduta in mare. Come vediamo dalle immagini, la carreggiata è stata transennata e ridotta la viabilità a una sola corsia. Per Mare Amico basterebbe smontare gradualmente il pennello perpendicolare vicino e trasportare i massi recuperati nella zona vicino attualmente aggredita dall'erosione, come si vede dalle immagini. Nel giorno del ricordo della memoria dello scorso 10 febbraio delle foibe, anche il comune di Palma di Montechiaro ha voluto ricordare l'evento. Ascoltiamo in questo video il sindaco Castellino. Come ogni 10 febbraio siamo qui a ricordare la tragedia del massacro dei martiri delle foibe. In quel periodo storico, troppo spesso dimenticato, con il tentativo addirittura di cancellarne il ricordo, i nostri connazionali perirono nel confine orientale, per quelle terre che un tempo erano venete, poi italiane e poi invece si persero, furono perdute per sempre. E in quella perdita non ci fu solo una perdita di territorio, ma una perdita di vite umane, uomini, donne, bambini trucidati per una sorta di pulizia etnica portata avanti dal maresciallo killer Tito, al quale incredibilmente alcuni anni fa questa via era intitolata. Alcuni anni fa si è posto rimedio a questo obbrobrio e quella via infamante fu cancellata e sostituita degnamente da via dei martiri delle foibe. Quel sacrificio ci deve ricordare quanto sia un grande onore, un orgoglio, un privilegio essere italiani. Come dimenticare il sacrificio di Norma, che solo perché aveva fatto una tesi sull'italianità dell'Istria fu prima arrestata, poi torturata, stuprata e abbandonata nella piazza del suo paese, avvolta da un tricolore intriso del suo stesso sangue. Ed è una ferita che portiamo nel cuore affinché queste tragedie non si abbiano più a ripetersi. Annuncio oggi, 10 febbraio 2024, che con la Giunta ci riuniremo a brevissimo
per deliberare un concorso di idee per la realizzazione di un monumento dedicato ai martiri delle foibe. Anche la Sicilia, da giovane ragazzo feci una ricerca e ottenni l'elenco dei siciliani che morirono nelle foibe. Anche la Sicilia deve contribuire al ricordo di quell'eccidio, perché è una ferita che ancora gronda sangue e che rappresenta ed è una parte del rosso del nostro tricolore. Nuove rilevazioni sono stati diffusi dagli inquirenti sugli interrogatori del boss Matteo Messina Denaro. La corrispondenza. C'erano delle tessere, carte di identità vuote. Credo ce ne fossero 20 o 15. Io ne ho sempre avute a quantità. Tutti i miei documenti vengono da Roma, perché a Roma ci sono documenti per chiunque, documenti seri. C'è una strada in cui vanno tutti. Sono parole scioccanti quelle di Matteo Messina Denaro nell'interrogatorio datato 7 luglio 2023. Il boss parlava così dei documenti falsi utilizzati durante la latitanza, smentendo di esserseli procurati attraverso i suoi favoreggiatori trapanesi e indicando in un non ben precisato falsario romano la fonte delle sue carte d'identità taroccate. Il verbale è stato depositato nelle scorse ore. Nello stesso verbale il boss esprimeva il suo disprezzo per le nuove leve di Cosa Nostra. Il mio mondo viene trasfigurato, non una metamorfosi normale, proprio una cosa indecente. Gente a cui non rivolgo nemmeno il saluto, li arrestate per mafiosità. Allora in quel momento il mio mondo è finito, raso al suolo, diceva. Messina Denaro fa anche i nomi dei nuovi boss che disprezza, come Gino Mitra, Gino Abbate, boss palermitano della Calza. I veri mafiosi sono altri, sono in giro, conclude Messina Denaro. Si tratta dell'ultimo incontro del boss con i magistrati. E ancora, canaglia, gentaglia. Messina Denaro era sprezzante quando parlava di chi proprio non riusciva a digerire. Mi hanno cercato tutti perché io sono sempre stato in quello che voi ritenete mafiosità. Una garanzia. Non ho mai cercato di fregare nessuno, né in ascesa di potere, né per soldi, e neanche per altro. Ed ecco poi la presa di distanza dopo un passaggio che affonda le radici nel passato. Se ha avuto dei nemici, è normale, dice Matteo Messina Denaro, perché Giovanni Brusca stesso dice che mi voleva ammazzare, Raffaele Ganci mi voleva ammazzare, tutti abbiamo dei nemici. E poi fa il nome di un altro che disprezzava, Pietro Stallone, soprannominato Micaria. Altro passaggio dell'interrogatorio, il boss fa riferimento al sequestro fiorentino. In questo processo tutti i pentiti escludono me e mio padre, anzi escludono mio padre e me. E mio padre era considerato il capo della provincia di Trapani, era stato nascosto a Mazzara del Vallo e sia mio padre che io ci siamo entrati in questa situazione. Ha tirato in ballo questa vecchia storia per spiegare che c'erano modi e modi per estraniarsi da una certa situazione o da una certa amicizia. Conchi evitò però di soccombere sapendo che avrebbe avuto la peggio. Tutto il gruppo di Rina dice: è una stupidità dire non siamo amici o non ci conosciamo. E lo so che il dottore Paolo Guido non ci ha creduto nemmeno per un secondo, però chiosa Messina Denaro, non è scritto da nessuna parte che io debba dire le mie cose. Passiamo ora agli eventi di Carnevale. Raffadali e la sua comunità ha voluto festeggiare la manifestazione di Carnevale. Anche a Raffadali la comunità locale ha voluto festeggiare il Carnevale con inizio nella giornata del 9 febbraio fino al 13. Il carro allegorico e i gruppi delle scolaresche di Raffadali sono partiti dalla Villa Saette e Livatino, quindi nella giornata di oggi, lunedì, in Piazza Progresso, si è svolto l'evento Viaggio di Re Carnevale dedicato ai bambini. Nella giornata di domani ci sarà una grande sfilata che vedrà la partecipazione degli studenti delle classi e delle scuole di Raffadali. Tutti i giorni fino al 13 febbraio presso l'auditorium della Biblioteca Comunale ha avuto luogo la mostra delle antiche maschere della tradizione siciliana curata da Donatella Giannettino. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Silvio Cuffaro sulla manifestazione
che ha affermato pubblicamente, ringraziando l'entusiasmo, la partecipazione e la grinta, la voglia di divertirsi e l'allegria con cui ci avete inondati. Ragazzi, continua Cuffaro, siete fantastici. Considerando l'ampia partecipazione che c'è stata sia da parte dei più giovani, degli studenti e di tanta gente che è venuta anche da paesi limitrofi. Il carro di quest'anno è il circo, quindi si è dedicato così alla festa, al divertimento, alla riniziare di nuovo quello che è un progetto per quanto riguarda il Carnevale di Raffadali. È stato bello anche la partecipazione da parte delle scuole a questa manifestazione, bellissima anche l'atmosfera che si è creata anche tra i 3 gruppi che sono in gara, perché c'era molta collaborazione tra di loro, si supportavano nei festeggiamenti. Questo è stato bello, quindi vi aspettiamo qua a Raffadali sia stasera che domani sera per il gran finale e decreteremo il gruppo vincitore del Carnevale 2024. Questa mattina si è dedicata una giornata, una mattinata direi, principalmente ai bambini che non fanno parte dei vari gruppi di Carnevale, e quindi dare la possibilità anche a chi non poteva o chi magari per motivi personali non si è potuto integrare con i vari gruppi all'interno della festa del Carnevale del Raffadali, e quindi si è organizzato con i giochi gonfiabili, le famiglie, lo zucchero filato gratis per i bambini, un vero momento di aggregazione e di socializzazione da parte dei giovani.
fine alla regia per gli spot pubblicitari. Anche a Montevago, una festa che è diventata una tradizione, ha affermato il primo cittadino, onorevole Margherita La Rocca Rumolo, ovviamente sul Carnevale di Montevago. Siamo a Montevago, un piccolo paese della provincia di Agrigento, dove il Carnevale è una tradizione ormai da decenni e noi abbiamo continuato a mantenerla come tradizione, la vogliamo istituzionalizzare. Voglio ringraziare anche la sensibilità che ho ricevuto da parte dell'assessorato al turismo e del presidente dell'ARS per un contributo che sicuramente ha aiutato moltissimo. Se non ci fossero state però queste due associazioni, con l'entusiasmo che hanno creato all'interno dei loro gruppi e quindi i giovani, noi oggi di tutto questo non potremmo raccontare. Quindi grazie all'associazione La Smania Addosso per il carro, grazie all'associazione di Santa Margherita per il carro Fico d'India. Sono due carri, diciamo così, autoctoni, due carri che nascono nel nostro territorio, con giovani del nostro territorio. Montevago e Santa Margherita sono un'unica comunità, si può dire, quindi questo è intanto un divertimento per le due comunità, ovviamente allargato a tutti i paesi vicini, a tutti coloro che vogliono venire a Montevago. Malgrado il tempo che ci ha un po' fregato ieri, lo sapevamo, però parte anche quest'anno, parte nelle giornate di Carnevale. Voglio ringraziare in particolar modo l'assessore Russo per il grande lavoro che ha fatto. Ci saranno 3 giorni di sano divertimento come ogni anno. Ci sarà poi la serata conclusiva con Nanà. Invitiamo tutti a venire a godere di questa festa, a divertirsi, a ballare, a poter portare i propri figli. C'è un momento ricreativo anche in biblioteca, abbiamo pensato anche agli anziani, quindi anche presso la casa di riposo La Grande Quercia stiamo facendo un po' di balletti, di spettacolo, perché il Carnevale è una festa che abbraccia tutti, non guarda né età né luogo né nulla. Un augurio di divertimento, di non eccedere, perché poi peraltro ci sono le forze dell'ordine che sorvegliano, abbiamo avuto i rinforzi che arrivano da Sciacca, di non eccedere con gli alcolici e fare in modo che la festa possa svolgersi nella massima della serenità, della tranquillità e della sicurezza. Veramente, soprattutto nelle ultime edizioni, ma da sempre, ma dopo il Covid è stato veramente un boom di partecipazione e forse pure in concomitanza col fatto che Sciacca slitta di qualche giorno, quindi diciamo oggi siamo una buona alternativa a Sciacca, poi ci sarà Sciacca la settimana prossima, a cui auguriamo un altro splendido Carnevale. Il Sir Optimis International d'Italia, il club di Agrigento, comunica che si è svolto il significativo evento del passaggio della campana dalla presidente uscente, la giornalista Margherita Trupiano, alla nuova presidente Paola Toscano, che guiderà il club per il biennio 24-25. Paola Toscano è dirigente medico del Dipartimento di Cure Primarie, responsabile del reparto hospice del servizio cure palliative dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'evento ha segnato non solo un momento di transizione, ma anche una celebrazione degli obiettivi raggiunti dal club sotto la brillante guida della presidente Margherita Trupiano. È un'occasione per delineare le nuove direzioni e le aspirazioni per il futuro sotto la presidenza di Paola Toscano. Passiamo ora alle notizie sportive con una panoramica dei principali avvenimenti accaduti domenica, curata dal collega Carmelo Lentini. Nel campionato di Serie D Girone I, l'Agragas sta osservando 2 settimane di stop, la prima per dare spazio al torneo di Viareggio, la seconda per riposo forzato. Si riprenderà il 25 febbraio all'Esseneto contro il Reale Casalnuovo. La squadra si sta allenando regolarmente e lo ha fatto sino allo scorso venerdì. Martedì invece riprenderà sino a sabato, mentre giovedì, quando probabilmente si dovrà giocare un amichevole contro un avversario ancora da decidere. Ma ci potrebbe essere una novità, infatti in settimana dovrebbe arrivare un altro giovane interessante, un trequartista di grande prospettiva, classe 2004, che andrà ad arricchire la rosa del tecnico Marco Coppa.
Dopo 10 risultati utili consecutivi, la Profavara nell'anticipo del sabato perde di misura al Matranga contro il locale Castellammare di Misura. Una sconfitta amara da digerire e che ristabilisce le distanze dalla Nissa di ben 6 punti, in quanto quest'ultima ha vinto di misura con il Mazzara 46 grazie al gol dell'ex biancazzurro dall'Oro ad un paio di minuti dalla fine. Il campionato d'eccellenza dunque sta prendendo una nuova piega, anche se la Profavara mantiene un vantaggio di 14 punti sull'attuale terza forza del torneo, vale a dire lo stesso Castellammare, e ciò significa che potrebbe saltare la prima fase dei play-off. Ma vediamo quali sono stati i risultati della giornata. Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani 0-1, Folgore batte Casteldaccia 2-0, Fulgatore batte Sciacca 2-1, a Mazzara passa l'Aspra per 1-0, ha vinto la Nissa con il Mazzara 46 1-0, poi il super giovane Castelbuono Marineo 4-1, l'Atletic Palermo Geraci 0-0, Castellammare Profavara, ricordiamo ancora una volta 1-0, questi due ultimi incontri sono stati anticipati a sabato. Scendiamo di categoria, giornata negativa per tutte le compagini agrigentine del girone A di promozione. Perde in modo pesante con una cinquina di reti il Gemini nello scontro diretto contro il Città di San Vito Lo Capo. Stessa sorte l'Empedoclina che incassa invece un gol in meno, vuol dire un poker con la Giardinellese. Stessa sorte per il malcapitato Casteltermini che a Marsala incassa 4 reti. Rinviata per maltempo la gara Camarat e San Giorgio Piana. La classifica generale peggiora per tutte quante, con l'Empedoclina che si ritrova in zona play-out, mentre il Gemini rischia di uscire fuori dai play-off. Ed ecco i risultati della giornata. Parmonvalle Iccarenze 4-0, Cus Palermo Bagheria 1-1. Queste due gare sono state giocate di sabato. Ad Alcamo è passato il Partinica Audace 2-1, Città di San Vito Lo Capo Gemini 5-1, Giardinellese Empedoclina 4-1, Camara di San Giorgio Piana rinviata, Marsala batte Casteltermini 4-0. Prima sconfitta del Profavara in trasferta che perde a Castellammare per 1-0. Aumenta così nuovamente a 6 punti il distacco con la capolista Nissa. Prima sconfitta stagionale in trasferta per la Profavara di mister Gaetano Catalano, dopo 15 giornate di vittorie e 10 di fila in trasferta, con tutte le partite giocate fuori casa vinte con merito, che rappresentano anche un record nei campionati d'eccellenza, i gialloblu nell'anticipo della 21esima giornata di campionato Girone A vengono battuti da un buon Castellammare al suo quarto successo consecutivo. Profavara che adesso ritorna nuovamente a -6 dalla capolista Nissa dopo che aveva accorciato le distanze battendo proprio i nisseni sul loro terreno. Il gol della vittoria del Castellammare arriva al 59esimo con un bel contropiede articolato sulla sinistra e successiva imbeccata per Musso che, lasciato da solo, realizza con un bel diagonale. La Profavara tenta subito di reagire, si porta in più occasioni in avanti, ci prova anche con alcuni calci piazzati con Ficarrotta, reclama anche un calcio di rigore per un presunto mano in area. Non riesce a sfruttare neanche il vantaggio numerico per l'espulsione al 20esimo dalla fine di un giocatore ospite per somma di ammonizioni. Profavara che perde anche Mattia Retucci per un infortunio alla spalla con frattura della clavicola che forse lo costringerà a rimanere fuori per un bel po'. Gli obiettivi rimangono comunque immutati, come ribadisce il direttore sportivo Tino Longo. Sentiamolo. Come mia consuetudine, parlo sempre dopo una brutta partita, dopo una brutta sconfitta. Ma non sono arrabbiato per la sconfitta, perché è un percorso come quello che ha fatto la squadra, che ha vinto tutte le trasferte, e può scivolare il piede. Venivamo da tante vittorie importanti, l'ultima con l'Atletico Palermo, una signora squadra. Forse questo un po'
si è abbassata un po' la pressione, la tensione che abbiamo sempre nelle partite. Però ci può stare, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché l'impegno è sempre al massimo, al 100%. Anzi, colgo l'occasione per dire che nessuno molla, gli obiettivi rimangono uguali, in un modo o nell'altro. Oggi sono arrabbiato invece perché si è fatto male di nuovo Retucci. Per me è un giocatore importante, un giocatore che aveva già sofferto molti mesi per il rientro, ora stava bene. La sfortuna di questo ragazzo è immensa, ma noi sappiamo che lui è un duro e non molla, e quindi gli facciamo tutti una pronta guarigione. Ti vogliamo bene, Mattia. Non cerco scusante né attenuanti per la sconfitta di ieri, perché il Castellammare non ha rubato nulla, hanno fatto la propria partita. Noi, per perdere, per la squadra che abbiamo, qualcosa è andato storto, ma quello penserà al mister, con uno spogliatoio che è più unito che mai. Adesso colgo l'occasione per dire ai tifosi: chiedo scusa come responsabile della tecnica per aver fatto un passo falso, ma abbiamo subito momenti peggiori di questo e ci siamo sempre rialzati. Non voglio fare reclami, voglio solo dire una cosa: state vicini alla squadra già da domenica prossima, perché abbiamo un obiettivo tutti quanti da portare a termine, perché come un buon padre di famiglia che sa che i suoi figli sono dei ragazzi eccezionali, io dico che questa squadra è fatta di ragazzi eccezionali che ieri hanno sofferto. Però tutti gli esami non possono andare al 30, qualche esame può diventare 20, 18, può essere anche non passato, l'università insegna. Quindi vi chiedo veramente con tutto il cuore, domenica prossima voglio tanta gente al campo, il percorso continua, il mio progetto, il progetto della società, il progetto della squadra continua. Noi abbiamo bisogno di voi, ve lo chiedo con tutto il cuore. Proprio in questi momenti voglio lo stadio pieno e non vi posso garantire che vinceremo tutte le partite, ma vi posso garantire che l'impegno sarà sempre al massimo. La Moncada Energy perde in trasferta con la Riviera Rimini per 73-61. Il coach Calvani ammette: non potevamo dare di più. Sentiamo appunto lo stesso coach al termine della partita. Prima giornata della fase orologio, Riviera Banca Basket Rimini 73, Moncada Agrigento 61. Siamo in compagnia di coach Marco Calvani e un primo commento a caso su questa partita, grazie. Tanto complimenti a Rimini che comunque ha dovuto faticare contro il nostro modo di stare in campo. Abbiamo provato in tutti i modi, con la uomo, con la zona 2-3, con la matchup, perché era l'unico modo per cercare di mettere un po' sabbia negli ottimi ingranaggi che ha Rimini. Quindi sapevamo della forza dell'avversario, noi per quanto siamo stati bravi nel rimanere in partita fino alla fine, perché poi la partita si è chiusa credo nell'ultimo minuto e mezzo, gli ultimi 2 minuti, quando abbiamo preso 3 bombe e un canestro dal tiro libero di Masciadri, e direi che lì la partita si è fatta fino a quel momento. Il quarto è finito per Rimini di 20 punti, se togliamo questi insomma eravamo venuti a poco sopra i 10 punti, quindi anche nell'ultimo quarto. Quindi direi che la partita è stata sicuramente una partita per quello che sono le nostre possibilità, siamo rimasti, ce la siamo giocata fino alla fine in un campo non facile dove venire a giocare contro una contendente che aveva dimostrato nell'ultimo mese di fare degli ottimi risultati, anche dei risultati belli tondi per come sono stati, e quindi direi che da parte nostra forse di più non potevamo fare. Sicuramente ci sono stati degli errori gravi da parte nostra, perché credo che nei primi 2 quarti su cambi difensivi tra guardie e cambi difensivi tra i lunghi abbiamo concesso 10 punti, e quindi in un parziale dove siamo stati poi 10 punti sotto al termine dei primi 2 quarti direi che è stato abbastanza grave. Poi
nel finale di partita c'è stato anche, direi, e lo dico con grande rispetto per Anumba, ma in quel momento della partita fare un canestro da 3 punti da lui credo che fosse l'unico non designato per dover prendere questo tipo di responsabilità, no? Credo che ci siano delle competenze estremamente chiare. Io non sono dell'Agnello, quindi Sandro sa meglio di me assolutamente quello che è la sua squadra, però diciamo che le partite le vedo e credo che in quel momento non era nulla, quindi quello è stato un bel coniglio dal cilindro, molto bravo il ragazzo, complimenti al ragazzo per quel canestro che è stato quello che poi ha sbloccato il finale di partita. Io sinceramente ai miei giocatori rimprovero che possiamo migliorare per piccole mancanze, come ho detto prima, nelle banalità delle cose da poter metterci mano, e in questo sicuramente dobbiamo essere più bravi. Noi siamo questi, insomma, durante tutta la settimana noi ci alleniamo in 10, sono 2 settimane che noi facciamo allenamento in 10 e quindi per quanto possa essere come dire, il planning dell'allenamento e della preparazione il più variegato possibile, ma poi sempre quello è. Sono 2 settimane che siamo senza Sperduto, che comunque è un giocatore che ci dà risorse, tanto che Mauro Zambelli, il vostro vice, lo aveva citato nel commento di prepartita come uno dei giocatori da quale fare attenzione. Quindi, ripeto, è una situazione estremamente complessa la nostra e io la faccio solo come constatazione, non sto facendo nessun tipo di polemica o critica, sto constatando i fatti di quello che è la situazione, quindi credo che in una trasparenza e un'onestà intellettuale debba essere detto anche questo. Ma parlo per il mio, perché comunque Rimini credo che abbia anche, come dire, possa attingere ad altre risorse come noi del resto, insomma, voglio dire, sicuramente ci sono molte armi tattiche che Sandro può girare la squadra veramente in tanti modi. Per noi i 2 americani diciamo che sono importanti quanto sono importanti per la produzione degli italiani. Siamo arrivati più volte noi 3 volte a -5, una volta a -4, dove che abbiamo sbagliato non siamo stati capaci di far canestro nettario. Fondamentalmente è stato quello, perché siamo arrivati più volte a poter avere un tiro o da sotto o da fuori, non siamo riusciti, o dal mid range non siamo riusciti a concretizzarlo, quindi lì poi la partita, gli avversari, se tu accorci ancora di più il punteggio, diventa il canestro quando torna in attacco è sempre più stretto, no? Mentre invece nel momento in cui ti senti quasi strozzato, nell'errore degli avversari si riaprono le bombole dell'ossigeno, e questo credo che sia stato poi anche questo che abbia dato una spinta sicuramente al finale di Rimini. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.